Sono scettico, si vede, per almeno due motivi. Uno, se viene qualcuno a casa mia a dirmi come devo fare le robe mi dà fastidio, quindi cosa c'entro io con voi? Ognuno le cose le sa fare per conto suo. E questo, se mi avete chiamato, passo sopra. La seconda ragione perché sono scettico è che quando si chiamano gli intellettuali, gli artisti, se per fare un parecchio a tavola, faccio l'esempio concreto, voi sapete cos'è la carta di Asiago? No, quella che si incarta al formaggio, no. Quanti veneti sanno cos'è la carta di Asiago? A un certo punto la regione Veneto, con una lodevole iniziativa, chiama gente in gamba, tra cui Turra, un grande esperto del paesaggio, Mario Rigoni Sterna, ancora vivo, erano gli ultimi anni che c'era Mario con noi, ad Asiago, per fare una dichiarazione di intenti, per parlare di questa cosa di cui parliamo oggi, cioè il rapporto tra il posto in cui viviamo e le cose che ci facciamo dentro. Di tutte le belle cose che si fanno dire agli artisti e agli intellettuali, poi ci si incarta normalmente il formaggio, perché è molto difficile che poi nel momento in cui le scelte devono essere fatte si tenga conto di quelle osservazioni. Servono da cappello in testa al documento di intenti, poi nella pratica la buona politica dipende dalle scelte che si fanno caso per caso e non dal cappello che c'è in cima. Ecco perché sono scettico. Dopodiché devo parlarvi di due cose, la polenta e i piatti sporchi. Come si tagliava la polenta da noi una volta? Col filo, certo, era fino, ma funzionava perfettamente. La polenta tagliata col filo, dicono, e credo sia vero, non so se ha un altro gusto, ma insomma è più bella, perché il taglio col filo è bello, perfetto, eccetera. Il nostro territorio è come una grande polenta e ogni volta che sopra ci si fa un'infrastruttura, un'arteria, eccetera, è come se si passasse, non un filo purtroppo, un spago diciamo, è un po' più vistoso, ma comunque sia, se restasse uno spago, pazienza, la polenta c'è ancora. Qual è il problema? È che poi si fa la stessa cosa che con la fetta di polenta. Tagliato la polenta, si tira via. La sensazione che ho è che ogni volta che si fa un'infrastruttura non serve solamente per collegare delle cose che esistono, ma è la scusa per tirar via una fetta, considerare quello che ci sta da un lato e dall'altro come già mangiata. La polenta non è inesauribile, evidentemente. Sono anni che a Conegliano Veneto, lungo la tangenziale, hanno cominciato a comparire quei cartelli che mi facevano sorridere. Basta, Capannoni, basta. Che vuol dire? Siamo sgonfi, abbiamo la sensazione che non ne serva di più. È una sensazione che hanno in tanti di quelli che non partecipano direttamente alle attività produttive, la sensazione che le infrastrutture generino strutture di tipo cioè edilizia industriale, edilizia artigianale, più per far marciare l'industria dell'edilizia, il settore dell'edilizia in generale, che non per le reali esigenze, è un dubbio che c'è latente. Io non voglio mandare in fallimento l'industria del terreno edificabile e tutto quello che ci sta intorno. E qui c'entra il discorso del piatto sporco e del piatto netto. Chi è che andrebbe a mangiare in un piatto sporco? Se c'è un piatto netto a fianco, è chiaro che andiamo a mangiare lì. Il problema è che i piatti netti sono finiti, i piatti netti sono la polenta che è rimasta, è il terreno agricolo, che naturalmente si può convertire in terreno edificabile, in aree edificabili. Ma guardatevi intorno quanti piatti sporchi ci sono. Guardate questo territorio, che cosa lascia dietro di sé quando smette di avere quella funzione. Morale, perché non lavare i piatti? Perché non partire
E questo è un discorso culturale, è ovvio che conviene meno, perché lavare i piatti costa fatica, costa, lo so, si chiama bonifica in molti casi. La deleghiamo al pubblico perché il privato non lo vuol fare. Questo è un problema culturale. Non esiste un pubblico che può mandare avanti lo stato sociale che abbiamo, figuriamoci se abbiamo un pubblico che può rimediare agli sbagli che abbiamo fatto in passato. Questo è un problema culturale, cioè ci dobbiamo fare carico di lavare i piatti, cioè di riconvertire ciò che è già destinato a uso artigianale e industriale in base alle nuove esigenze, senza considerare i piatti puliti che ci sono intorno come la soluzione ovvia e più facile, perché sarebbe bene che un po' di polenta intorno ai fili restasse. Perché? Perché quando ti guardi attorno e la vedi, sai dove sei. Se viaggi in mezzo ai piatti pieni o sporchi, non hai una bella sensazione. Buon lavoro.